ospiti qui presenti e a coloro che sono collegati da remoto. Noi parliamo di epidemie, di pandemie, ma voi sapete benissimo, lo sperimentiamo anche ora, vista la difficoltà di ritrovarci tutti insieme. Ecco, la Fondazione di Storia è impegnata da circa un biennio nell'esplorazione, nello studio, nella ricognizione delle montagne venete e dei problemi che le montagne venete naturalmente soffrono. Ecco, si può parlare proprio di una sofferenza alla quale si cerca in qualche maniera di porre rimedio. Ecco, quando parliamo di montagne venete usiamo questo sostantivo e aggettivo al plurale, perché sono montagne diverse. Abbiamo l'Alta Lessinia, l'Altopiano di Asiago, il Grappa, il Feltrino e il Bellunese. Quindi sotto il profilo economico, sociale, amministrativo siamo di fronte a una realtà molto diversificata. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il gruppo di collaboratori, rivolgiamo l'attenzione soprattutto al Novecento. Dal 1918, conclusione della Prima Guerra Mondiale, al 2018 Vaia, evento Vaia, che costituisce una cesura anche nella storia delle nostre montagne, e al Covid-19 in questi ultimi 2 anni. Anzi, guardiamo alle sfide che questi tempi pongono a tutti noi. Queste iniziative, che sono cominciate nella primavera, rientrano nell'ambito dell'accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia in memoria della Prima Guerra Mondiale. Ecco, allora noi ci siamo impegnati su questa linea, su questi temi. Tra poche settimane, chiudiamo questa fase di ricerca con un convegno che si svolgerà il 9 dicembre sulla sanità, la salute nel tempo dell'emergenza, nel tempo del Covid. Ora però dobbiamo ricordare, sia pure brevemente, che abbiamo alle spalle numerose iniziative. Ad esempio abbiamo coinvolto i sindaci di quei paesi che sono stati colpiti, pienamente feriti dal vento, dalla pioggia, dalle valanghe, il Comelico, l'Agordino e anche l'Altopiano di Asiago, in modo specifico Marcesine. Ma abbiamo posto l'attenzione anche sul ruolo della protezione civile, del volontariato e i servizi sociali nel tempo. E in questo contesto di grandi cambiamenti, anche epocali, dove il clima, come possiamo tutti constatare, mostra la sua irruenza, la sua forza di cambiamento, abbiamo concentrato l'attenzione anche sul turismo, promozione e sostenibilità, un turismo che non vorremmo fosse solo di massa, che consuma, ma un turismo, come si dice, leggero, emozionale, che rispetta pienamente la natura, l'ambiente, i boschi. Ecco, e contestualmente un altro tema che emerge e che noi abbiamo affrontato recentemente è quello dell'insegnamento in quota, vale a dire insegnamento nelle montagne, le scuole di montagna, sia a livello di scuole primarie, ma anche a livello di scuole superiori, di secondo livello, cioè quelle scuole soprattutto che hanno una funzione anche di trasmettere delle competenze specifiche nelle nostre montagne, di fronte ai problemi del turismo, di fronte alla filiera del legno, ad esempio, che sono temi molto urgenti e ai quali anche le scuole devono cercare di dare una risposta. Oggi soffermiamo la nostra attenzione appunto sull'epidemia di peste nell'altopiano di 7 comuni. Sono 3 anni sostanzialmente, 2 anni, 1630-1631 che prendiamo in esame. Ma non voglio soffermarmi su questo aspetto perché la professoressa Girardi, Elisabetta Girardi, sta studiando questo argomento ormai da anni e ha già dato alle stampe alcuni articoli che sono particolarmente significativi ed esemplari. Noi sappiamo che la pestilenza
apparve nella laguna di Venezia nel 1630, come strascico di tutti quegli eventi anche bellici che hanno riguardato la laguna di Venezia, hanno riguardato la Val Padana. E sono anni questi di grande miseria, sono anni di penuria, sono anni di difficoltà, di malattie. Ecco, non mi soffermo anche qui, ma desidero ricordare che c'è una testimonianza, per me fondamentale, una testimonianza che è data dalla pala absidale del Duomo di Este. Ecco, se noi abbiamo già avuto occasione o avremo occasione di entrare nel Duomo di, appunto, di Este, vedremo Santa Tecla che prega l'Eterno Padre, invoca la liberazione della pestilenza. È davvero straziante questo quadro, ordinato poi proprio dalla municipalità di Este. E questo, a mio parere, è davvero un'immagine fondamentale, emozionante, che ci dà il senso di questo dramma vissuto dalla popolazione. Este, ad esempio, ha perso 3.400 abitanti su 14.000. Anche i numeri hanno un senso, anche i numeri hanno un valore storico e si riflettono ampiamente sulla società. Quindi un'epidemia che flagella l'Italia, ma un'epidemia che entra anche nell'altopiano di Asiago. Questo sarà il tema naturalmente della serata. È chiaro che nell'altopiano di Asiago ci sono altre drammaticità, altre emergenze. Possiamo pensare, facendo un balzo cronologico, un balzo temporale, possiamo pensare alla Spagnola. Ecco, voi sapete che la Spagnola si scrive e si dice che abbia provocato un maggior numero di morti, maggiore rispetto anche alla Grande Guerra. È difficile, a dir la verità, quantificare i numeri qui dei caduti per appunto la Spagnola, perché non abbiamo archivi specifici, quindi bisogna accogliere annotazioni qua e là, da cronache, da documentazione o municipale o documentazione parrocchiale, ma ricostruire un quadro preciso, puntuale, e l'impatto, insomma, della Spagnola è davvero complicato. Però, come sempre succede oramai nella storia, anche recente, nella storia del Novecento, ci sono altri aspetti dolorosi che costituiscono le cosiddette cesure nel processo storico. Vaia è una cesura, c'è un prima di Vaia e un dopo Vaia. Non tanto per i caduti in questo caso, grazie al cielo, ma per le conseguenze economiche che sono state prodotte appunto dallo schianto delle piante. Circa 12 milioni nel Veneto, 12 milioni di alberi che sono stati appunto sradicati, sconvolti, scavezzati, come si dice anche. E poi i prati, che sono stati anch'essi feriti, sono stati divelti, e i sentieri di montagna, e anche laddove gli abeti rossi si sono salvati, un altro terribile coleottero, il bostrico, fa danni immensi. E si scrive, ma qui abbiamo presente anche Daniele Zovi, che conosce, scrittore, ma generale forestale che conosce perfettamente questo tema. Sappiamo che le conseguenze del bostrico saranno a lungo termine e probabilmente nel lungo termine noi perderemo anche la presenza degli abeti rossi. Quindi avremo un cambiamento anche del profilo delle montagne e del manto boschivo. Ma questi sono temi che abbiamo affrontato, che affronteremo in altre occasioni. Questa sera ci soffermiamo appunto sull'epidemia di peste, 1630-1631 nell'altopiano di Asiago, di 7 comuni. Ma prima di dare la parola alla nostra ospite, la professoressa Elisabetta Girardi, desidero che sia la collega Stefania Malavasi a introdurre questo argomento. Buonasera e grazie a tutti per la vostra presenza. Voglio assolutamente togliere tempo a Elisabetta Girardi, che
mangia da anni pane e archivio, come si dice da noi, studiando cose interessantissime. Questo suo lavoro, a mio avviso, presenta una realtà che non è conosciuta a molti, quella dell'altipiano. E chiedendomi il professor Agostini di dire due parole, mi è venuto in mente un libretto che è appena uscito, cercando di fare così un confronto fra montagna e mare. È uscito da qualche mese questo piccolo libro che a mio avviso è interessantissimo. È un librino in tutti i sensi. Volessimo parlare con Manuzio, lo chiameremmo, come si chiamava nel Cinquecento, il libretto da Man, oppure il libretto da bisaccia. Ed è la cronaca di un notaio, Rocco Benedetti, che descrive la peste a Venezia del 1576. Dunque siamo solo a qualche decennio prima del 31, tutto sommato non ci sono molti anni di distanza. Ed è un esempio mirabile, secondo me, da collegare non solo a quello che succede in montagna, ma soprattutto a quello che sta succedendo a noi in questo momento di epidemia, perché vediamo in questo libro attuare dalla politica veneziana, dai rappresentanti veneziani, assolutamente tutte le stesse cose che stanno succedendo a noi in questo momento, persino i famosi ristori dello scorso anno. Chi era questo? Anche questo è un notaio, Rocco Benedetti, che cosa fa? Fa quello che sentirete poi dire dalla professoressa Girardi, va in giro con animo dolente e affranto a raccogliere testamenti delle persone che stanno morendo. Come era arrivata la peste a Venezia? Che lui in un passo, è molto raro trovare la cronaca, mi interrompo un attimo, di un notaio così partecipata, così umana, così, ripeto, dolente, perché in genere gli atti notarili, salvo rare eccezioni, presentano una specie di contabilità. I testamenti non sempre sono belli, come dire, nella scrittura, eleganti così. Questa cronachetta è veramente un gioiellino. È stata curata da Donatella Calabi, Luca Molà, Simone Rauch ed Elena Svaldus, che sono colleghi un po' di Ca' Foscari, un po' di Padova. E hanno avuto veramente un'idea brillante a editare questo libricino, laddove il notaio descrive Venezia come cortese e fedel albergo di tutte le genti del mondo. Teniamo presente questo perché Venezia a quel tempo era ancora nel suo splendore. Da poco il turco era stato vinto a Lepanto nel 71 e ad un certo punto la città, che si era ripresa non solo ma attraversava un periodo d'oro, si vede arrivare questa calamità assolutamente sconosciuta, assolutamente inaccettabile perché sconvolgente e non sa cosa fare. Le persone rimangono attonite, non solo, ma le autorità in particolare non hanno idea da che parte cominciare. Come era entrata, si suppone, probabilmente da mercanti trentini che commerciavano con Venezia. E non era dunque un nemico che come il turco veniva dal mare, se l'erano trovato alle spalle e dunque non sapevano a maggior ragione come affrontarlo. Cosa dice Benedetti? Benedetti vaga per una città sconvolta. I primi sentimenti sono quelli di cercare l'isolamento,
cosa che insomma sembrava quasi ovvia, cioè togliere le persone dagli stessi gruppi familiari, portarle in un isolamento che poi diventeranno i famosi lazzaretti, no? E cercare di capire che cosa potesse essere successo. Così si chiamano da Padova dei medici importanti, quali erano Capodivacca e altri, e Mercuriale, e questi in un primo momento sono assolutamente accolti con favore dalla popolazione, se non che il morbo aumenta. Poi vi dirò le cifre della sua estensione. Il morbo aumenta e anche questi famosi medici, che erano veramente i capisaldi dello studio padovano in quegli anni, vengono mandati via a male parole. Si comincia in molte maniere, con suffumigi, con pulitura dei panni, con disinfestazione delle case, addirittura vengono mandati a chiamare dai grigioni, cioè dalle località svizzere, degli specialisti che andavano a fare questo genere di servizio. Si capisce che una cosa fondamentale è la pulizia della biancheria, ma dove e come. Quindi prima la si bruciava, poi si capisce che potendola lavare in un determinato modo si può riutilizzare. La città non aveva più da mangiare, non aveva più niente. E per la prima volta, ripeto, vengono dati agli arsenalotti, cioè a quelli che lavoravano in arsenale, lo Stato, cioè il Doge e il Consiglio, decide di dare i famosi ristori, cioè di esborsare delle certe piccole cifre affinché si potesse tirare avanti. La cosa non fu facile perché le persone morivano con una rapidità incredibile e qualsiasi cosa, qualsiasi fosse piccolo il successo, veniva reso vano poco tempo dopo. Succedono anche episodi che pur nel terrore e nella tristezza di quei momenti possono sembrare quasi comici. Ve ne leggo brevemente uno, poi concludo. Dice: successe in quei giorni un caso degno da una parte di riso e dall'altro di compassione, il quale fu che un poverino impazzito scorse per la città una domenica dopo desinare, a tempo che era ragunato il Gran Consiglio, cioè il Maggior Consiglio di Venezia, a capo del quale sedeva il Doge, per creare i magistrati. E quante case sequestrate trovava, a tutte le vole tavole, cioè le sbarre che le chiudevano, no? Dicendo ai sequestrati: fratelli, uscite, uscite fuori, che i signori, cioè le autorità, vi hanno liberato, perché Dio grazia non v'è più peste. Lì sequestrati, pensando che gli fosse ministro pubblico, uscirono allegramente, toccando la mano a questo e a quell'altro suo amico, ed andando molti prestamente alla chiesa di San Rocco a ringraziare Dio che li avesse liberati. Anche questo è un modo per aumentare il contagio, logicamente. I provveditori, intesa questa novità dopo consiglio, non poterono, se non il giorno seguente, far di nuovo sequestrare gli usciti, cioè rimandano le persone a casa loro, ma fu tanto fatto pigliare il pazzo, volevano farlo appiccare per la gola, cioè volevano impiccarlo, ma il collegio, compassionata la sua pazzia, non volle altrimenti che morisse, ma che se ne tenesse qualche giorno in prigione. Dunque è un atto di misericordia conseguente a un atto veramente tragico. Questo povero uomo magari aveva sentito qualche voce e va a dir fuori, parte, apre tutte le tavole. Doveva essere anche abbastanza strano poterlo vedere. Ad ogni modo, dal punto di vista religioso, si cominciano a fare le famose funzioni a favore, le preghiere a favore della peste, fino a quando non sarà costruita la chiesa del Redentore, che il Doge aveva deciso di costruire a sue spese
Qui nasce un piccolissimo incidente diplomatico subito risolto, perché costruire una chiesa voleva dire chiedere il permesso al Papa, ma per chi conosce un po' di storia di Venezia sa benissimo che Venezia era assolutamente orgogliosa della propria libertà e che mai avrebbe chiesto al Papa di costruire una chiesa. Quindi interviene un predicatore celeberrimo che fa presente la necessità di interpellare Roma prima possibile. Detto fatto, la chiesa viene fatta in pochissimo tempo, il doge va a ringraziare, finita la peste, va a ringraziare Dio per questo, e il discorso dell'incidente diplomatico si chiude un po'. Sta di fatto che comunque, al di là di tutti i provvedimenti, cioè la chiusura immediata ovviamente dei porti, la chiusura dei valichi alpini, ma non solo. Badate bene che Venezia chiudeva e chiudeva tutto e apriva i lazzaretti, arrivavano i pizzigamorti appunto a raccogliere i cadaveri che erano da tutte le parti delle strade, ma anche gli altri stati, in particolare lo Stato di Milano, con cui Venezia aveva enormi traffici, chiudevano le porte ai veneziani, non solo, ma addirittura una galeazza armata stava dietro San Marco e addirittura ammazzava, cioè l'ordine era uccidete chi non bada al bando. La peste terminò nel 1576. Do solo una cifra per far capire quale fosse la gravità di quanto era successo. Venezia aveva l'anno prima, 1575, comincia, 76 finisce, 180.000 abitanti. Ne morirono 50.726. Mi sembrano cifre veramente folli. Ma quello che si riscontra da questa cronaca, che ripeto, è una cronaca di un'umanità incredibile. Quest'uomo ha le lacrime agli occhi quando vede morire famiglie intere, perché lui va a testare e vede uno che muore, torna a vedere il giorno dopo la famiglia è morta tutta, non c'è più. Le persone scappavano nelle ville in campagna, quelle lungo la terraferma, no? Ma non c'era verso di fermare questo. Provvedimenti che giustificassero una limitazione della peste, i provvedimenti adottati quantomeno sicuramente furono positivi, ma è anche altrettanto vero che la peste se ne andò così come era venuta, come successe poi in altre occasioni. Cioè non c'erano medicamenti di nessun genere, c'era solo l'obbligo, e questo lo capirono benissimo le autorità veneziane, l'unica soluzione era la pulizia, l'isolamento, la chiusura di qualsiasi contatto con un mondo esterno che avrebbe potuto aggiungere guai ai guai che già erano tanti. Credo che un confronto con una realtà come quella di Venezia, che non è una realtà, fra virgolette, normale, Venezia ha il mare intorno e nonostante tutto non è isolata, la peste arriva, guarda caso, dai monti. Invece credo sia anche così gradevole sentire quanto ci dirà la professoressa Girardi proprio per fare un confronto fra due realtà che sono diametralmente opposte. Grazie. Ecco, grazie. Ecco, ora la parola alla professoressa Girardi. Le lunghe ricerche in archivio, lei ci dirà quali archivi ha potuto concursare, queste lunghe ricerche hanno portato a dei risultati molto positivi. Ecco, ce le racconto, presumo,
di questo lavoro. Grazie. Questo forse se viene più avanti, sì. Buonasera, partiamo subito anche perché qua c'è tanto da raccontare. Partiamo con la bibliografia, che così ci caviamo anche il pensiero. Allora, io ho lavorato sull'archivio notarile, Archivio di Stato di Vicenza, e ho passato tutti i notai che l'hanno lavorato fra il 1629 sostanzialmente, perché non ero sicura sull'anno in cui poteva essere cominciata la peste in altopiano, fino al 32. Dopodiché ovviamente la peste era finita, salvo un focolaio successivo, che dico fra un attimo. I notai non coprono tutti i paesi, per dire Roana non c'era notaio in quel momento, Gallio c'erano 2 fratelli notai e uno muore sostanzialmente a 15 giorni dall'inizio dell'epidemia e dell'altro che muore poco dopo. I documenti sono per giunta persi. Foggia non ha notaio, Enego ci sono materiale frammentario, Perlusiana più o meno anche. Il grosso del materiale asiago, 6 notai, 3 dei quali morirono di peste. Non ho potuto consultare in quel momento, perché è saltata fuori dopo, un fascicoletto che era stato consultato dall'abate Bonato nell'800 e che era conservato all'Archivio Antico di Asiago e che si credeva perduto, relativo in parte alla peste, un focolaio di peste che colpì Canove nel 1636, e questo notaio, che aveva trascritto queste lettere di un suo antenato che quell'anno era responsabile di sanità, ci aggiunse l'elenco dei morti di Asiago trascritto dal registro parrocchiale, che è stata una cosa molto interessante quando poi ho potuto consultarlo, perché delle informazioni, qualche volta uno legge il testamento di una persona e dice ma se l'è cavata poi o no, qualche volta scopri con dispiacere, un caso ve lo dirò, era particolarmente spiacevole, diciamo. A parte questi dati, per l'altopiano c'è solo il mio lavoro, è uscito in Archivio Veneto nel 2008 e c'è qualche notizia nei libri di Agostino Dal Pozzo, 1700, primi 800, e nella storia dell'altopiano dell'abate Bonato, che però non sempre è affidabile, perché si è fidato di un fraintendimento fatto presente in questo fascicolo a cui vi ho accennato, e lui non poteva avere il riscontro con gli atti notarili, quindi qualche punto, soprattutto una questione di date, ma la vedremo quando parliamo di Asiago. Bibliografia generale sulla peste, naturalmente non parlo sul piano medico, io non sono medico, so che è uscito materiale anche abbastanza recentemente, ma non saprei neanche dire a che livello, insomma. Testi fondamentali sulla peste in Veneto sono quelli di Paolo Preto. Sia Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna, che era uscito con la terza, sia Peste e società a Venezia nel 1576, sia la Società Veneta e le grandi epidemie di peste, il 600 nella storia del Veneto, 1984. Un buon quadro generale delle epidemie, usando le vecchie cronache, l'aveva fatto negli anni 90, primi anni 90 Luigi Piva, ma riferisce dalle cronache, quindi molto utile il catalogo della mostra sulla peste che fu fatta a Venezia nel 1976, molto buono lo studio di Paolo Ulvioni, Il gran castigo di Dio, carestia e epidemia a Venezia nella terraferma fra il 28 e il 31, focalizza soprattutto su Verona, sulla Bassa Veronese, ma siccome la Bassa Veronese spopolata fu poi ripopolata con gente, Venezia fece una legislazione a favore che toglieva tasse, molti di quelli che ripopolarono la zona furono altopianesi. Ulvioni dice Lombardi e Trentini, ma c'è riscontro assolutamente sicuro, perché dopo 30-40 anni arrivano su degli atti dei notai i figli o i nipoti di questi trasferitisi che vengono a vendere tutto perché non hanno motivo. Basta guardare i cognomi sugli elenchi telefonici e si vede quanti altopianesi ci sono nella Bassa Veronese.
Molto importante per conoscere la situazione è la raccolta la trascrizione del codice con le leggi di sanità della Repubblica Veneta, 2 volumi che ha fatto la Vanzan Marchini. E molto utile il catalogo di una mostra sempre a cura della Vanzan Marchini, Rotte mediterranee, baluardi di sanità, Venezia e i lazzaretti mediterranei. È un discorso molto generale, ma gli studi che sono contenuti lì sono molto interessanti. Ne segnalo uno perché mi ha fatto mezzo sorridere, nel senso che siccome si sapeva che la prevenzione era l'unica cosa, a un certo punto l'avevano capito tutti, il sultano disse: beh, ma allora facciamo prevenzione a casa nostra, blocchiamo i primi casi di peste e così evitiamo la diffusione. Convocò i suoi dotti e questi gli dissero: ma non se ne parla neanche. Se Dio ha voluto che venisse la peste, vuol dire che la peste ci deve essere, quindi è vietato cercare di bloccarla. Ecco, se l'articolo fosse stato scritto da uno studioso occidentale, direi è la solita balla antimusulmana. No, questo è stato scritto da uno studioso musulmano. Mi ha fatto un po' sorridere, però effettivamente era interessante come informazione. Allora, siccome dubito che siate tutti esperti della peste, qualche breve cenno al modo con cui ci si contagia e dopo andiamo via sull'altopiano. Intanto il modo con cui ci si contagia è stato capito solo alla fine dell'Ottocento, quando c'è stata un'epidemia di peste molto grossa a Hong Kong. Sono andati i medici, compresi i medici dell'Istituto Pasteur naturalmente, per studiarlo, e si sono resi conto del rapporto fra la presenza di ratti morti e lo sviluppo della peste. Lo studioso che ha pubblicato questi dati si chiamava Yersin, era un russo, e pubblicò un attimo prima del suo collega giapponese che aveva trovato le stesse informazioni, per cui il bacillo che ci manda all'altro mondo con la peste si chiama Yersinia pestis. I ratti c'entrano perché la peste è una malattia degli animali e si trasmette finché si ammazzano fra di loro, gli uomini sono relativamente colpiti. Il problema è che le pulci di questi animali chiaramente non gradiscono di stare addosso a una bestia morente, poverette, anche loro hanno le loro ragioni, saltano addosso al primo essere a sangue caldo che gli passa vicino. Se leggete l'ultimo numero del National Geographic c'è un articolo sul tentativo di salvare la popolazione dei furetti e dei piedi neri sulle montagne rocciose, dove c'è un brutto focolaio arrivato tramite le navi dall'Oriente ancora un bel po' di tempo fa, e furetti che sono decimati dalla peste. Le pulci finisce che passano sui ratti. In un ambiente poco pulito, come era una volta da noi, poi figuriamoci, su erano tutti pastori, quante pulci dovevano esserci in giro, la pulce salta anche addosso all'uomo. Ora, nella pulce il bacillo della peste fa un brutto effetto, le blocca lo stomaco. La pulce non riesce a digerire completamente il sangue infetto che ha succhiato. Quando punge un altro essere, rigurgita nel capillare che ha punto un po' di sangue infetto che gli è rimasto nello stomaco. La cosa detta così fa un po' schifo, però voi capite che con questo sistema i bacilli si diffondono, che è un piacere. La cura esiste, però sono gli antibiotici, soprattutto la streptomicina. All'epoca non c'erano, per cui l'unica cura possibile era l'isolamento, la fuga, pregare Dio che ti andasse dritta, avere degli anticorpi piuttosto robusti. Le forme della peste erano le più varie. Chialetti Promessi Sposi se le dovrebbe ricordare tutte, perché Manzoni le usa tutte, dal bubbone che si becca Don Rodrigo al coma che si becca Lucia, da cui poi viene fuori sana, al padre Cristoforo, che ha quella forma che lo esaurisce progressivamente, per cui morirà per questa peste. Questi sono tutti attestati. Le peggiori sono la peste polmonare e una forma di setticemia grave con cui vai all'altro mondo senza discussioni. Il mitico bubbone, quello appunto che Don Rodrigo scopre di avere, è semplicemente un'infiammazione delle ghiandole, localizzata o in genere o al collo o in ascella o sulla piega dell'inguine, e dolorosissima. Quelle lettere relative
alla peste a Canove nel 1936, una delle lettere segnala 2 donne, Aimosele e l'ultima contrada di Asiago prima di Canove, che sicuramente sono morte di peste perché prima di morire hanno segnalato di avere alle parti inferiori, dice la lettera, un rigonfiamento che gli impediva anche di urinare. Quindi, poverette, fra l'altro una era incinta, immaginatevi il divertimento. Venezia ha una legislazione molto buona, che poi venga sempre applicata, questo è un altro discorso. L'avete sentito prima con la signora, le informazioni sulla peste del 76 a Venezia. La peste nel 76 su non è arrivata, per inciso. Quindi i malati vanno segnalati al magistrato, la città va isolata, lockdown totale, quartieri isolati, eccetera, eccetera. Chi deve muoversi si deve fare il Green Pass, cioè una fede di sanità che dichiari che non è stato in contatto con malati, che viene da una zona che non è infetta. Isolamento ovviamente in casa o nel lazzaretto, in altopiano si fanno baracche di legno perché così alla fine del contagio si dà fuoco e almeno si è risolto il problema. Un aspetto che di solito non si nota e che invece è importante, la chiusura dei cimiteri. È vietato seppellire nei cimiteri parrocchiali e peggio ancora nelle tombe di famiglia. Se uno proprio vuole, fate conto una famiglia nobile, vuole essere seppellito nella tomba di famiglia, benissimo, ma la tomba va poi sigillata col piombo in maniera che non sia mai più riaperta. E questo perché, siccome non sapevano assolutamente come venisse il contagio, avevano paura che scavando una fossa, magari 30-40 anni dopo, il contagio, visto evidentemente come una qualche aria o va a sapere cosa, gli saltasse addosso di nuovo. Ai nostri climi è impossibile. Il bacillo che poi è un focolaio nella zona fra il Kurdistan e l'India settentrionale, ha bisogno di una certa temperatura e di una zona piuttosto arida. Figuratevi in Veneto con l'umido che c'è, se questi possono campare a lungo. Però il fatto che i cimiteri parrocchiali siano chiusi ha una conseguenza. Non vengono registrati i morti, perché noi diciamo i parroci fanno il registro dei morti, ma non è vero. Quello è il registro dei sepolti con funerale religioso nel cimitero parrocchiale. L'esempio classico, se voi leggete la storia di Lusiana di Ronzani, dice ci sono un sacco di morti nel 29, nel 30, nel 31, anzi nel 31 non ce n'è. Deduzione, la peste è venuta nel 29 e non nel 31. Non è vero, è proprio l'opposto. I morti del 29 dovevano essere morti di fame o di altre malattie. Tanto è vero che sono stati sepolti con regolare funerale. Nel 31 i morti sono stati sepolti in cimiteri di fortuna, come si faceva, e ne vedremo dei casi per Asiago, per Rozzo, eccetera. Ovviamente i cadaveri vanno sepolti senza cassa e con la calce, perché è l'unico modo, la calce si sa che... E allora partiamo adesso a questo punto, al punto fondamentale, insomma, arriviamo in altopiano. La peste nel 30, sappiamo da una lettera di Francesco Caldogno che al 31 agosto del 30 ancora non c'era peste in altopiano. Francesco Caldogno era il boss delle milizie, il responsabile della milizia territoriale dei 7 comuni. E c'è il suo copialettere, scritto il suo segretario aveva una grafia microscopica, si legge malissimo, ma comunque al 31 agosto una lettera indirizzata a un pezzo grosso del governo di Vicenza dice in altopiano mi avvisano che ancora non c'è contagio. Anzi, lamenta che i suoi contadini di Caldogno, dove il contagio non era ancora arrivato, continuavano a venire a Vicenza a vendere la roba al mercato, e dice presto o tardi se la prendono. Bonato ha frainteso la frase, anche perché la lettera si legge veramente male, ha pensato ai suoi uomini della milizia dell'altopiano. Assolutamente, l'ho letta con attenzione, no. Ma in una lettera del 13 novembre dice il capo di 100 di Roana mi ha avvisato che a Roana è morta più di metà popolazione, mentre ad Asiago non è arrivato il contagio. Roana è stata isolata completamente e l'isolamento ha funzionato.
epidemia a Roana rimane anche una strofetta in cimbro che è stata raccolta ai primi del Novecento da due studiosi tedeschi che sono venuti col registratore a registrare il cimbro, Falsel e Siak, e hanno pubblicato questo testo. Io non so parlare il cimbro, provo a dirvelo come sono riuscita a capire che va pronunciato, poi ve lo traduco però. Meine Leute, Basis geschäft in Tag von heute, Capuz und Snyder palle senza satotalle, cioè a gente mia cos'è successo al giorno d'oggi, a Contrada, Pozzo e Sartori in un attimo sono morti tutti quanti. Il contagio è partito dalle due contrade più basse di Roana, Contrada Pozzo e Sartori. In particolare Contrada Pozzo, secondo la tradizione di Roana, addirittura è stata talmente presa dalla peste che i pochi superstiti hanno dato fuoco alle case e hanno ricostruito la contrada un po' più in là. La peste si chiamava il Drust. Allora, c'è una strana leggenda raccolta dallo Schweitzer, uno studioso delle tradizioni cimbre, secondo cui era arrivata la peste a Canove, la gente era stata portata al lazzaretto che è nella valle del Bisele e la pelle veniva via a strisce, la avvolgevano in pezzi di lana e buttavano queste palle giù per la Valdassa. I bambini di Contrada Pozzo, andando giù in Valdassa con le bestie, hanno trovato queste palle, le hanno portate su, la gente ha detto va bene, c'è la lana, hanno cominciato a usarla e ha diffuso la peste così. Detto in questi termini, la storia è completamente folle perché la peste fa di tutto, ma sicuramente non fa venire via la pelle a strisce. Se questo vuole raccontare che un focolaio di Canove, di cui però non sappiamo niente, ha contagiato Roana, va a saperlo. La segnalo comunque perché è abbastanza curiosa. Sta di fatto che, insomma, la peste a Roana deve aver colpito ottobre, una parte settembre, perché a settembre c'è qualche testamento fatto ai posti di blocco, perché a Roana non c'era notaio, colpisce ottobre fino a dopo più o meno 23 e 24 di novembre. L'ultimo caso di peste è del 24 novembre, tanto è vero che a questo punto, al 24 di gennaio, l'ufficio di sanità di Vicenza, visto che non c'erano più stati casi, dice bene, la peste è finita. L'anno dopo i roanesi fecero un grande voto a Dio per ringraziarlo della fine della peste. Mentre a Roana succedeva questo, il resto dell'altopiano era isolato. Anzi, la lettera di Caldonio del novembre racconta è legata a un caso. Da Vicenza erano venuti su dei soldati per andare al posto di blocco di Vezzena. Quelli di Asiago gli avevano impedito di passare e ovviamente da Vicenza mandano a dire i governatori di Asiago scendono giù a discolparsi. Questi chiedono aiuto a Caldonio, ovviamente, e Caldonio scrive ai suoi corrispondenti al governo di Vicenza: guardate, l'hanno fatto perché volevano evitare che arrivasse gente contagiata, perché a loro spese quelli di Asiago stanno tenendo isolato il paese e quindi capiteli, non ce l'hanno con voi. Capisco anche che non possono pretendere che voi andiate su a interrogarli, sono disposti a venire giù, ma per favore fate come è stato fatto per quelli di Canove che hanno rotto la barricata, cosa di cui non sappiamo minimamente cosa diavolo sia, cioè fateli che vengano giù di mattina presto, che siano interrogati subito e che possano tornare su prima di notte, in maniera da evitare di fermarsi a dormire giù in una zona che è contagiata, proprio perché avevano isolato tutto. Uno dice bene, con novembre finisce la peste a Roana, c'è andata dritta. In realtà a dicembre c'è un focolaio a Stoccareddo, un Baù naturalmente fa testamento dicendo che c'è in casa sua ci sono sospetti di peste e quindi fa testamento sul prato, dà disposizioni per essere sepolto nel cimitero di Fortuna già preparato vicino al capitello, alla cappella che c'era allora, e fa testamento stando a debita distanza dal notaio dei testimoni. Debita distanza vuol dire 7 pertiche, circa 15 metri.
cioè praticamente deve aver urlato il testamento da un capo all'altro del prato. Comunque c'era questo focolaio a Stoccareddo. Ad Asiago c'è un focolaio nell'inverno. C'è un colpo, Alesso Colpo, il nome è talmente caratteristico che consente l'aggancio successivo. Ai primi di dicembre muore, è malato, ma è anziano, dal testamento sembrerebbe una malattia normale. Però dopo 15 giorni sua moglie è ricoverata al lazzaretto con sospetto di peste, il che lascia pensare che forse Alessio Colpo si era beccato. Oltre a sua moglie, alla sua vedova, un'altra donna di casa Colpo, che sono ricoverate perché sospette, perché in realtà la peste non ce l'hanno, come si dimostra dal fatto che l'altra donna di casa Colpo muore al 12 gennaio. Ora la peste o t'ammazza nel giro di 4-5 giorni o non t'ammazza proprio. Quindi se questa al 18 dicembre fa testamento e muore al 12 gennaio, capite bene che la peste sarà beccata in lazzaretto e non a casa sua. Lazzaretto che viene fatto, chi è andato su sa che c'è la chiesetta di San Sisto del Lazzaretto, classica meta di passeggiate, posto dove durante la grande erogazione ci si ferma per la messa, eccetera. La chiesetta era la chiesetta cimiteriale, costruita poco dopo la peste, su quello che era il cimitero. Il lazzaretto doveva essere un attimo più in là, e il lazzaretto in quel momento vuol dire semplicemente una baracca. Quelli di Asiago, non sapendo non avendo una soluzione decente, chiedono a Don Giuseppe Diero, che era stato cappellano di San Rocco e che in quel momento era arciprete di Marostica, chiedono l'autorizzazione a usare una sua tezza, la parola è usata quella, cioè il suo deposito fieno, bestiame, eccetera, per poter ricoverare i sospetti di peste. Ora, siccome è altamente improbabile che il lazzaretto in quanto tale gli mettano intorno anche i morti immediatamente sotto, tenete conto che pensavano che la puzza, eccetera, diffondessero il contagio, io ho l'impressione che il lazzaretto dovesse essere nella valletta immediatamente prima a quella della chiesa di San Rocco, di San Sisto. Però la prova non ce l'ho. Certo, Bonato dice che c'erano 2 edifici di muratura, uno dei quali ai suoi tempi si vedeva ancora. Forse uno scavo archeologico fatto bene potrebbe recuperarne le fondamenta. Però sta di fatto che questo focolaio era stato isolato, perché ad Asiago la vita continua normalmente. Probabilmente tutti pensano bene, è andata dritta, eccetera. E invece nel 31 parte la peste. Allora, i 7 comuni sono... cosa sappiamo di chi se l'è presa e chi non se l'è presa? Per Enego i registri sono scarsati, però da quel che si capisce la vita pubblica, trovarsi in piazza per affari, eccetera, continua normalmente, per cui probabilmente a Enego la peste non è arrivata, oppure è arrivata in singole contrade isolate che non lasciano documentazione. La stessa cosa vale per Foggia. Non esiste nessun documento che parli di peste. Io non li ho visti e non ho guardato però tutti gli atti di Foggia, ho guardato solo il 32, nel 31 non c'era notaio. Però neanche Don Franco Signori, che si è guardato praticamente tutto su Foggia, è riuscito a trovare nulla. Per cui probabilmente a Foggia la peste non è arrivata. Al Sasso di Asiago non è arrivata la peste. A fine agosto gli abitanti del Sasso che vogliono scendere giù con le pecore si fanno fare un certificato di sanità che dichiara non sono mai stati in contatto con appestati. Una cosa analoga avviene a Conco. A Lusiana la peste va giù pesante, a Conco no. Non abbiamo riscontri precisi, ma abbiamo una visita pastorale dell'800 in cui il parroco chiede, in occasione mi pare dell'epidemia di colera, chiede al vescovo l'autorizzazione per fare un voto dicendo al tempo della peste del 1631 Conco fece un voto e fu salva dalla peste. Quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. A Conco la peste, da una parte all'altra della valle. Per Lusiana non abbiamo praticamente niente di sicuro.
Nei registri parrocchiali non c'è niente, però a Lusiana c'è la cappella sul posto dove si sa che c'è stato il lazzaretto, quindi siamo sicuri che c'è stata l'epidemia, ma non possiamo dire più di tanto. C'erano un paio di notai, ma hanno pochissimi atti e ho l'impressione che fossero sequestrati nelle loro contrade, quindi chi era in centro. Quindi i punti su cui possiamo focalizzare sono un po' Rozzo, su cui c'è poco, ma qualcosa c'è anche importante, e Asiago. Ad Asiago la peste comincia a maggio, ma ci arriviamo dopo. Ad agosto, cioè a Rozzo, il primo caso, per quello che possiamo saperne, è del 6 agosto. Il 6 agosto succede una cosa pazzesca. Ad Albaredo tutti i capifamiglia si riuniscono in piazza davanti alla casa del notaio Slaviero e fanno un regolare contratto dicendo sono morti nella loro casa, fatemelo vedere perché era interessante, Cristian Slaviero e sua moglie Maria, che sono lì, che giacciono nella loro casa e bisogna seppellirli. E nessuno, evidentemente, manco i parenti più stretti, ha il coraggio di entrare. A sto punto arruolano uno che doveva essere evidentemente un morto di fame, perché se no dubito che l'avrebbe fatto, un Matteo Pellizzaro, che si impegna a cavar fuori 2 cadaveri dalla casa, fare una grande fossa, riempirla di calcina, metterci dentro i 2 e chiudere. Dopodiché questo si chiude in isolamento, lo fa a suo rischio e pericolo naturalmente, la cassa deve essere bella fonda, eccetera, eccetera. Dopodiché va a fare la sua quarantena e i capifamiglia di Albaredo gli daranno il vitto a sufficienza e poi gli pagheranno 40 ducati. Quindi il 6 di agosto, ora è chiaro che se devono assumere questo qui al 6 di agosto vuol dire che era il primo caso che c'era, perché altrimenti avrebbero già saputo come fare senza andare a cercare sto poveraccio. Il giorno dopo vengono nominati dei procuratori per gestire il lazzaretto. Ora, la gestione del lazzaretto è abbastanza interessante perché vi leggo su questo documento cosa serve. Vabbè, ci sono 2 persone incaricate di sorvegliare, eccetera, eccetera, devono procurare vittuaria, casoni, cioè le baracche, guardie, dispensieri, medici, nettezzini, quelli che per il Manzoni sono i monatti, ronde e tutto quello che serve. I problemi esistono effettivamente. Primo è il mangiare. Sul lazzaretto di Canove nel 1936, una delle lettere del responsabile dice: ieri non hanno mangiato perché non c'era niente da mangiare. E dice: non hanno niente da mettersi addosso perché a settembre non hanno le coperte, vestiti, hanno quello con cui sono entrati al lazzaretto, hanno freddo, non possono farsi venire la roba da casa perché è infetta. Fate conto voi. Quindi da Tiene mandano su coperte, eccetera. Quindi la gestione di un lazzaretto, teoricamente i malati venivano mantenuti dalle famiglie. Per una famiglia di Asiago abbiamo un documento incredibile, cioè nel senso che ce ne sono veramente pochi, in cui un tizio va dal notaio e fa l'elenco di cosa ha mandato a suo fratello che è morto al lazzaretto, perché evidentemente, dovendo fare poi i conti per la divisione dei beni familiari, deve scalare quello che ha speso per suo fratello. Ed è interessantissimo perché gli manda formaggio, gli manda farina, si vede al prezzo, quindi si vede anche che nel corso della stagione i prezzi sono cresciuti, gli manda uova, quello che non gli manda è frutta e verdura. Come facesse un malato di peste andare avanti a formaggio stagionato e farina, non lo so. Ma allora, altro non abbiamo in realtà su Rozzo, però sappiamo che ci sono stati lazzaretti, perché basta andare, c'è una delle passeggiate di Rozzo, uno è Albaredo, c'è la località, se andate al Bostel dove si posteggiano le macchine c'era il lazzaretto, a Rozzo c'è un altro posto con la crocetta. Se vi prendete il libro di Ivo Slaviero sulla toponomastica di Rozzo trovate le indicazioni, a parte che anche andando in internet qualcosa si trova.
Per Gallio, vi ho detto, i 2 notai muoiono presto. Anche lì abbiamo un dato. Al 6 luglio uno dei notai va a Foggia per un contratto dotale. Quindi non c'era la peste, perché se no quelli di Foggia lo aspettavano con gli archibugi al confine, vero? Al 21 luglio c'è un testamento. 2 fratelli Finco che fanno testamento chiusi nella loro tesa perché sospetti di peste. Quindi al 21 luglio cominciano ad esserci casi. I 2 fratelli per inciso se la caveranno. A margine del testamento ho notato che una ventina d'anni dopo i 2 fratelli, tutti e 2, annullano il testamento. Gli è andata dritta. A Gallio il lazzaretto, ai Ronchi ce n'era uno, la toponomastica ancora lo ricorda, a Gallio ci ho messo un po' a capire dov'era, poi finalmente un documento in cui si vedeva un campo che confinava, sono riuscita a capire dov'era, era sostanzialmente, se avete presente il Sisemol dove si va a bobbare, quando ero piccola io ci andavo a sciare, in parte c'è la capanna bianca, la rotonda, la zona fra la rotonda e la fattoria che è subito sopra, quella era la zona del lazzaretto. Perché il problema è anche che c'è bisogno di tanta acqua, perché la peste, a parte le necessità igieniche, fa anche venire sete. Febbre alta, quindi hai sete. Lì almeno basta scendere in cuvola e c'è la sorgente. Ma andiamo su Asiago e così centriamo bene la faccenda. Intanto Asiago si trova col problema della mancanza del parroco. Ancora nel 30 il parroco, che era uno della pianura, uno della zona di Gran Torto, avvisa che lui è stufo, che lui vuole tornare a casa sua, che lui non sa il tedesco e non vuole impararlo. E che siccome Don Viero, che sapeva bene il tedesco perché era di Asiago, se n'è andato a Marostica, lui non sa come fare, vuole tornare giù. Da Asiago alla disperazione scrivono al vescovo, gli dica almeno che resti qua fino alla festa di San Matteo, patrono del paese. Anche perché non possiamo andare in Austria a cercare preti che parlino tedesco, perché lì c'è la peste e non si può andare. Sta di fatto che a febbraio il parroco fa l'atto di rinuncia e se ne va. A sto punto un giro di ma come chi chiamiamo eccetera, alla fine Don Giuseppe Viero, che era giù a Marostica, dice vabbè vengo io. Rinuncio a Marostica, vengo su, guardate però che io a Marostica come prendevo di più, datemi qualcosa di più. Tutti felici e contenti, lui viene su ad aprile. Se voi leggete il Bonato, descrive la scena tragica di Asiago piena di peste in cui la gente dai balconi saluta l'arrivo di Don Viero. Non è vero. È arrivato che non c'era ancora la peste. E lì siamo sicuri controllando proprio i documenti notarili, perché da dei documenti risulta che ad agosto viene detto la peste sono 2 mesi che c'è in paese. E 2 mesi vuol dire maggio. Il più antico documento che abbiamo ci dice il primo focolaio è a Irodeghieri, cioè la zona sopra l'aeroporto. Il 20 maggio fanno testamento 2 fratelli Irodeghiero, Francesco e Cristiano. Francesco è malato, Cristiano ancora no, e comunque dicono che nei giorni precedenti è morta la loro madre, Lucia, e qualche bambino. E sono stati seppelliti, perché non possono andare al cimitero parrocchiale, sono stati seppelliti lungo la masiera che porta al bosco. Se guardate la strada verso Contrada Bosco, vedete ancora i resti della masiera. Pochi giorni dopo cambia il testamento cristiano dicendo mio fratello è morto, sua moglie è moribonda, mia sorella è morta, sono malato anch'io, Francesco l'abbiamo sepolto in fondo all'orto. Io poi non so chi avrà mai avuto il coraggio di andare a mangiare la verdura di quell'orto, però sta di fatto che l'hanno sepolto in fondo all'orto. In quel momento, nel resto di Asiago, la vita continua normale. Non si vuole ammettere che ci sia la peste, probabilmente pensano di poter isolare Irodeghiero come si era fatto nell'inverno, tanto è vero che ci rimane un frammento scritto dal responsabile di sanità, un frammento di carta dove c'è scritto il nome delle entrate al lazzaretto, ogni giorno 1 o 2 persone,
ma lui manda una lettera a Vicenza dicendo non c'è la peste, chiediamo il via libera per far girare le merci. Però a questo punto bisogna decidere dove seppellire i morti. Allora si decide di seppellirli intorno alla chiesa di San Rocco, nel broletto di San Rocco. San Rocco è quella chiesa che è in fondo al corso. Dietro, dove adesso c'è il posteggio, la chiesa era un po' più avanti, fra il corso d'acqua e la chiesa c'era sto brolo, si vede ancora nelle foto di primo Novecento. Li hanno sepolti lì. Ma a un certo punto non bastava. Allora bisogna fare dei cimiteri di emergenza. Commissione che sceglie i posti, un cimitero è andando su da Asiago verso Contrada San Domenico, c'è un bivio, il Mulche, c'è un capitello tuttora, lì viene fatto un cimitero e un altro viene fatto sostanzialmente dove c'è il posteggio Mosele, per chi entra in Asiago all'altezza del supermercato entrando. Sulla destra c'è un posto, un distributore e poi un posteggio, la zona è quella lì. Le croci che segnalavano questi cimiteri di emergenza erano ancora visibili, una venne tolta per mettere la linea ferroviaria, per intendersi. Ovviamente le messe si fanno all'aperto, viene fatto un altare di emergenza addossato al muro del Duomo, si arruolano dei nettezzini, gente che vada in giro a pulire, eccetera, eccetera. Abbiamo i nomi di due di questi nettezzini. Uno era un trentino di Vigolovattaro e un altro era un tedesco, mi ricordo il nome, Maurizio Bittmann, che era un tedesco che era venuto a Asiago probabilmente a lavorare anni prima, aveva sposato una donna di Asiago. Sua moglie muore di peste, figli a quanto pare non ne ha, è ovvio che dice, vabbè, a sto punto perso per perso faccio qualcosa per il bene degli altri, insomma. È una brava persona, avrà anche dei lasciti. E cosa fanno i nettezzini? Ripuliscono le case, cavano via tutto il materiale che c'è stato, infetta il più possibile, si brucia, quel che non si può bruciare si disinfetta, viene fatta una miscela che si chiama la nettezzina, con cui si passa la roba. Per la peste di Canove sappiamo di una donna che la faceva e a questo punto io penso che vabbè, la peste finisce sostanzialmente con la fine di settembre, i primi di ottobre. Si cominciano a vedere restituzioni di doti, gente che rinuncia a affitti di campi dicendo ho ereditato perché dovrei tenermelo e cose del genere. E a questo punto però io direi un po' di storie di persone. Facciamoci 10 minuti di persone che vale la pena di ricordare. Naturalmente voti, eccetera. Per inciso, una delle cose che si credevano ed erano veramente assurde era se mi tengo una certa preghiera in tasca non mi beccherò la peste. La preghiera più diffusa è una preghiera che pare sia stata inventata da delle monache portoghesi nella peste del 1348 e che dice, ve la dico in italiano senza dirvela in latino, Maria, stella del cielo, che con la nascita di Gesù ha tolto la peste della morte che danneggiava gli uomini, ora possa frenare l'influsso malefico delle stelle che tormentano il popolo con la ferita della peste. La preghiera in sé non ha niente che non vada. Certo, pensare che se la tieni in tasca non ti becchi la peste, infatti venne vietata dalle istituzioni ecclesiastiche, ma continuò a girare lo stesso. La cosa che mi ha colpito in maniera abbastanza come una curiosità, l'anno scorso, quando è cominciata la peste, online ha cominciato a girare la stessa preghiera. Se la cercate si trova anche cantata, si chiama Stella Celi Extirpavit. Se andate da Stella Celi Extirpavit ve la trovate. Ha cominciato a rigirare per via del virus. Allora vediamo un po' tanto quanti morti dimenticavo. Quell'elenco che Don Viero fece, non era tenuto a farlo, l'elenco dei morti di Asiago, non erano sepolti nel cimitero parrocchiale. Li raccolse contrada per contrada e all'interno delle contrade casa per casa, senza dire la data di morte. Ovviamente in qualche caso se si tratta di bambini non dice il nome del bambino.
qualche sballatura sulle cifre c'è, ma è possibile che il notaio di fronte a liste lunghe di nomi abbia saltato qualcosa. Però insomma, i morti di quella lista sono aspetta che l'ho perso per strada naturalmente, 892. Non sono compresi, ho potuto consultarla, i morti dell'inverno, cioè la donna dei colpi, eccetera. 892 più i morti dell'inverno, siamo a 1 migliaio di morti di peste per Asiago, su un paese che pochi anni prima Caldonio segnalava che aveva 6.000 persone. E adesso vediamo un po' di storia. Una storia pazzesca è, anche all'epoca c'erano quelli che non amavano di essere confinati in casa. Allora, succede che un bel giorno esce fuori la pattuglia dei responsabili di sanità, il capo si chiama Domenico Lobbia, è figlio di un notaio, suo papà è il responsabile di sanità di Asiago, e Domenico Lobbia è l'alfiere della milizia. Ora, gli altopianesi sono, per gli standard d'epoca, sono molto alti. L'alfiere della milizia era scelto come il più alto e ben portante, perché doveva far figura portando la bandiera. Quindi dovete immaginare di uno stangone di 1,80 m come minimo e anche con una taglia adeguata. È fuori di pattuglia con un paio di suoi uomini. Trovano a spasso per i prati un Benetti, un certo Valentino Benetti, che non avrebbe dovuto stare sui prati, perché lui magari non aveva la peste, però a casa sua c'erano stati morti di peste. Non era la prima volta, perché se fosse stata la prima volta diresti insomma era sui prati, a chi dà fastidio. Il problema è che l'avevano trovato altre volte all'osteria, per cui gli devono aver detto alto là, cosa fai in giro? E questo, viene detto chiaro sul documento, gli risponde a parolacce. Questi devono avere detto ma noi siamo servitori del comune o qualcosa del genere, e quello manda a remengo loro, quelli del comune, tutto quanto, conoscendo l'eleganza del parlare dell'epoca, e comunque potete immaginare da soli, le parole non sono riportate ma posso immaginare. A questo punto la pattuglia tira fuori gli archibugi e minaccia il Benetti, il quale fila di corsa a casa sua. Contrada Benetti era più o meno nella zona dell'aeroporto. Da casa sua vengono fuori armati e c'è una sparatoria. Allora, quelli della pattuglia sono militari di mestiere, quindi sanno sparare. Quelli di casa Benetti, se hanno i fucili, vuol dire che erano cacciatori arrabbiati, quindi anche loro sanno sparare. Non c'è neanche un ferito, il che lascia pensare che abbiano sparato per minacciare e non abbiano voluto colpire. Sta di fatto che dopo la sparatoria quelli della pattuglia filano in comune dicendo oh, se ci denunciano la tutela legale ce la fate voi. Il comune ovviamente riconosce che avevano agito alla fine per il bene del comune, eccetera, eccetera. Un'altra bella storia che coinvolge triste storia che coinvolge sempre Domenico Lobbia. Domenico Lobbia era fidanzato. La sua fidanzata era la vedova del suo capo, di quello che era stato il capo della milizia di cui lui era alfiere. E se voi leggete il capo del suo capo, si chiamava Oliviero Gios. È uno dei 2 ragazzi che il Caldonio fece studiare all'Accademia a Innsbruck per mettere su la milizia. Se voi leggete la parte relativa alla milizia sul Bonato, viene detto che Caldonio a un certo punto scrive pensate, bisogna essere molto prudenti, prenderla con cautela, perché pensate che uno dei ragazzi che ho fatto studiare io, Oliviero Gios, sta antipatico a quelli di Asiago perché ha sposato una donna tedesca. E dice, perché cavolo? E qui salta fuori proprio relativamente alla peste. La fidanzata di Domenico Lobbia, la vedova di Oliviero Gios, fa testamento e lascia erede il suo fidanzato, parla proprio di fidanzamento, quindi era un fidanzamento ufficiale, probabilmente non si erano ancora potuti sposare proprio perché era bloccato tutto per via della peste. E dal testamento si capisce perché stava antipatica, perché lei lascia un grosso lascito ai suoi fratelli, e i suoi fratelli sono ufficiali dell'esercito austriaco. Quindi in caso di guerra la milizia avrebbe dovuto combattere contro gli austriaci dove c'erano i fratelli di lei.
evidentemente quelli di Asiago dovevano avere paura che ci fossero passaggi di notizie. Comunque, lei è fidanzata, Domenico Lobbia al 12 settembre fa testamento, chiuso in casa con la peste addosso, fa testamento dal balcone e lascia erede la sua fidanzata, purché ovviamente non si risposi, resti con sua madre. Di lei io non ho altre notizie, lui è morto. Poveretta, perde il marito e anche il fidanzato. Una storia abbastanza, ecco, quella più toccante, insomma, quella che volevo sapere come era andata a finire, riguarda una ragazza molto giovane, avrà avuto 20-22 anni, non di più, perché è al primo figlio. È una Antonini, sposa un rodeghiero cristiano, fa testamento subito dopo la morte del marito, è incinta del primo figlio, per cui non può avere molto più di 20 anni. È incinta in 9 mesi, mancano pochi giorni al parto. Lei fa testamento lasciando dei buoni legati alle sue cognate che hanno promesso che la assisteranno durante il parto. Avendo assistito il marito, che è morto di peste, lei dovrebbe andare al lazzaretto, ma la famiglia evidentemente non si fida. A mandarla al lazzaretto vuol dire perdere lei e anche il bambino. Per cui le fanno una baracca d'assi nel cortile di casa. Caterina ci va dentro e dopo pochi giorni arriva il momento del parto. Il problema è che a questo punto le famose cognate si rifiutano di entrare. Questa è qui con le doglie, primo figlio, quindi non sa neanche più di tanto come fare, e alla fine sua madre dice adesso qualcuno deve intervenire, sua madre entra nella baracca, l'aiuta a partorire. E appena si riprende la stessa giornata, Caterina chiama il notaio e modifica il testamento. Cava tutti i legati alle cognate, giustamente, e li passa a sua mamma dicendo ha messo a rischio la vita per assistermi. Non modifica il resto, quindi vuol dire che il bambino è nato sano. È la prima cosa che ho cercato quando ho avuto per le mani il testo di quell'elenco dei morti. Sia Caterina che la bambina, si chiamava Maria, sono morti. La mortalità fra i bambini piccoli che non avevano anticorpi era praticamente il 100%. C'è qualche caso di bambini che se la sono cavata. Un notaio di Gallia aveva una bambina che avrà avuto 6 mesi a fare tanto. Sua moglie si deve essere chiusa in casa perché la bambina si è salvata. Un paio di storie folli. Un Antonini fa testamento insieme a sua nuora e dice lascio erede mia nuora che mi ha sempre assistito perché mio figlio Cipriano se n'è andato a Candia anni fa e non ha più dato notizie di sé, per cui presumo che sia morto. Se per caso non è morto, sarebbe lui l'erede, ma di sicuro è morto. Passa la peste, chiaramente nel 1932, a questo punto tutti sanno che a Candia la peste è andata giù pesante. Il Cipriano viene dato per morto e la sua vedova si risposa. Dopodiché arriva una lettera autografa del Cipriano che dice cari familiari, io sto benissimo. Arriva il vescovo in visita pastorale, il parroco gli dice ma io che devo fare? Se quella è sposata deve lasciare il suo pseudo marito perché non è mica vedova. Anche se posso immaginare, questo non lo dicono le visite pastorali, ma posso immaginare che il vescovo deve aver pensato mi sono morti tanti amici, tante brave persone, ma sto imbecille che poteva morire anche lui. Comunque deve essere morto perché un po' di anni dopo, una trentina d'anni dopo, fanno dei documenti il figlio della cristiana e del suo secondo marito. Quando i due sono nel 1933 con la visita pastorale, il vescovo non ha detto nulla relativamente alla legittimità di un figlio. In genere se si annullava un matrimonio fatto in buona fede, si stabiliva che i figli comunque erano legittimi. Se il vescovo non ne parla, vuol dire che lei non era incinta. Quindi vuol dire che il Cipriano ha avuto la decenza di sparire rapidamente, lei si è potuta risposare e avere finalmente sto figlio, anche perché tanto ragazzina non doveva più essere. Chiudo.
E direi che storie poi volendo ce ne sarebbero tante, ma è ora di chiudere e quindi chiudiamo che va bene così. Grazie. Sono davvero tante storie, ma alla fine è una storia corale, è una storia della popolazione dell'altopiano, dai bambini alle persone mature e agli adulti. Quello che colpisce è anche una miseria materiale, la carestia, la difficoltà di vivere in questo ambiente poverissimo. Come abbiamo sentito, una buona parte delle risorse dovevano venire dalla pianura per garantire il sostentamento, una vita elementare, semplice, dove le malattie però, non solo la peste, ma le malattie falcidiavano davvero la popolazione. È un mondo difficile questo, però quello che colpisce è un certo parallelismo per alcuni aspetti tra il Seicento, tra queste epidemie e la situazione anche odierna. Abbiamo sentito parlare di ristori, abbiamo sentito parlare di segregazioni. Ecco, cambiano i termini, ma sostanzialmente la realtà si ripete. Ecco, questo è davvero interessante ed è quello che interessa più lo storico, è l'aspetto arricchente del lavoro di uno storico, quello anche della comparazione. Che cosa cambia, che cosa permane nel corso dei tempi e nel corso anche dei secoli. Ecco, se qualcuno dei presenti desidera porre una questione, forse ancora qualche minuto prima della chiusura del collegamento, possiamo fermarci. Io direi che auspichiamo che la professoressa Girardi possa continuare le sue ricerche. L'idea sarebbe se riprendo in mano il fascicolo della peste di Canove, perché ci sono tante notizie curiose, poi sì. È una specie di tutta la peste minuto per minuto per un mese e mezzo. Ecco, sì, è una cronaca di fatto minuziosa, sì. Dove nulla sfugge e dove tutto è registrato. Ecco, purtroppo non abbiamo molte cronache, ecco, di questo periodo, però magari ci fossero, ma sono davvero significative e aiutano il ricercatore, aiutano lo storico a ricostruire appunto le vicende. Sono queste notizie come pennellate interessantissime che arricchiscono la nostra storia, la nostra narrazione. Ecco, con questo auspicio allora ringraziamo la professoressa Girardi, che possa continuare le sue ricerche, magari anche uscire, quando avrà concluso per l'altopiano, uscire dall'altopiano e scendere in pianura, oppure come dire, dedicarsi alla Valle dell'Agno o dedicarsi anche alla Valsugana. Il territorio è vasto e quindi speriamo proprio che possa darci altri risultati positivi. Ecco, io ringrazio naturalmente i relatori, la professoressa Malavase, la professoressa Girardi, il pubblico che è qui presente, coloro che sono collegati da remoto, e vi informo che giovedì 9 dicembre alle 15 del pomeriggio ci ritroviamo in questa sala per un convegno su salute, sanità e sistema sanitario nel tempo dell'emergenza, nel tempo del Covid. Quindi lasciamo l'età moderna, lasciamo questo periodo così infausto e ci riportiamo alle sfide che il presente offre a tutti noi. Ecco, buona serata, arrivederci e grazie. Facciamo una foto tutti insieme. Sì. Professoressa, però non ha visitato Bertiglio di Bassano ancora? Non mi pare perché l'altopiano non è a Bassano. Come no? No. Come no, Agostino? Cioè, diceva che l'altopiano che... No, io ho trovato molti documenti di Fosa